Parlavano, ridevano, scherzavano. Dopo un po' vedo che vengono giù per la passerella e io mi sono girato un momento, no, ma tanto è gente che viene a vedere il porto. Non ho fatto caso, no? Io ero là così che pescavo, tutto un momento sento due mani dietro la schiena, vada boom! Io sono andato sotto, sono venuto su, ma erano già spariti. È questo il racconto di Rodolfo Pacagnin, l'ottantenne di San Martino al Tagliamento, che all'alba di domenica scorsa era stato spinto di spalle in acqua mentre pescava al pontile X Lagum di Bibione da 3 giovani. I tre, tutti di nazionalità italiana e residenti nel porto gruarese, erano stati identificati già 24 ore dopo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Decisiva era stata l'auto con la quale erano arrivati, una Citroën che aveva permesso agli investigatori di risalire al proprietario. Un gesto improvviso definito dai tre durante l'interrogatorio una bravata, uno scherzo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Arrampicandomi su per la passerella c'era un palo grosso così dietro di me e mi è andato anche bene perché io con la gamba, no, mi tiravo su lì e mi tiravo su un po' qua, un po' lì, un po' qua. Mi è andato anche bene se mi butto nel palo, morto. Testimoni, a distanza di giorni dall'accaduto, sono ancora le ferite riportate alle gambe, alle braccia e alla schiena. Fare i raggi perché sento qua sotto che mi fa male un po'. Quando respiro anche mi fa male, ma penso che vada via, sì. Ora l'ottantenne si aspetta che la giustizia faccia il suo corso e che i tre vengano indagati per tentato omicidio e omissione di soccorso, ma chiede anche che gli venga riconosciuto un risarcimento per quanto accaduto. Che pagano i danni è bene perché ho perso l'orologio, ho perso soldi, ho perso la canna. No, non l'ho persa, quasi la perdevo, ma dopo l'ho recuperata. Era già come andare via di qua dalla casa con la canna, l'altra canna a fondo, no? Ho fatto un lancio, l'ho sbagliata. Il secondo lancio l'ho centrata, l'ho tirata su. Rodolfo oggi, inoltre, ripensa soprattutto al fatto che in acqua c'è finito lui e che fortunatamente sa nuotare bene. Meglio che sia successo a me, perché guarda, che uno sa nuotare non merita queste robe. Ora l'ottantenne vuole guardare al futuro, rimettersi in sesto e tornare nel suo pontile per continuare a coltivare la propria grande passione. Lei tornerà a pescare adesso, dopo questo episodio? Ma certo, no, mi fanno pure quelli lì, se li prendo, ma adesso vado via a un altro sistema.